Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite la prima di quest'anno, che viene a trovarci ogni 3 settimane, però questa è la prima, il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti Come va, voi. tutto bene? Molto bene. Tutto a posto? L'anno iniziato Io le bene. faccio sempre questa domanda all'inizio della mia trasmissione, tanto so già che lei mi risponde tutto bene, problemi ce ne sono. È vero. Lei riesce a È sistemare anche le cose. Lo sai, in questa trasmissione avevamo molte cose a parlare dai vigili, da quella casa che con il gruppo di Lorenzoni ha avuto qualche problemino che lei poi ha risistemato tutto, quindi abbiamo molte cose da parlare in questa puntata, però lei continua sempre tutto bene. Ma io non ho problemi, assolutamente, anzi, al di là che se non ci fossero problemi cosa serve a fare? Prima considerazione. Seconda considerazione, penso che veramente vada tutto bene, l'anno iniziato benissimo, senza nessun problema. È chiaro che sono sempre piccole difficoltà, ma veramente se no non servono. No, tutto giusto, tutto giusto. L'importante, come ha detto lei, che siano piccole, poi sarà l'anno del volontariato, come abbiamo visto il titolo, arriverà il Presidente Mattarella tra poco. Anno importantissimo, sono molto orgoglioso di questo. È una città molto frizzante, dinamica, non ci si annoia mai. Ecco, poi ho visto anche oggi è uscito proprio un articolo sul giornale che ci sarà il centro della scienza, molto probabilmente anche questo è in previsione. È un progetto, bisogna... era già stato detto. Sono idee, progetti, tutto da verificare. No, tante belle cose, insomma. Sì, sono progetti, alla fine bisogna realizzare, però va tutti quanti concertato assieme, verificato, non c'è niente. I quotidiani ovviamente vanno sulla giornata e di conseguenza cercano di dare l'impressione che è stato già deciso, niente, stiamo verificando, aggiornando, i titoli lasciano tutto il tempo che trovano. Va bene, allora andiamo a vedere il problema che è sorto le settimane scorse con la polizia locale per via dei lavori. No, andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo.